E torniamo come promesso all'inizio di puntata a parlarvi di Fattorie Didattiche, una grandissima manifestazione che si è celebrata a favore delle famiglie. Sono arrivato, ho corso con un pazzo, ho fatto i percorsi ed ecco, questa fattoria è tipo la nostra terza casa o seconda, perché è una bella fattoria. Riccardo è uno dei ragazzi che ha partecipato a Fattorie Didattiche Aperte, iniziativa promossa dalla Regione del Veneto che ha visto la partecipazione di migliaia di bambini e genitori. Oggi festeggiamo 20 anni di Fattoria Didattica. Oggi proponiamo la visita in oasi, proponiamo la pigiatura dell'uva, proponiamo la spigolatura e la sgranatura delle pannocchie, abbiamo il nostro centro astronomico aperto, abbiamo un percorso naturalmente pedagogistico con del personale dedicato. L'obiettivo è quello di far divertire le famiglie, di passare un momento di tranquillità, di spensieratezza, un momento proprio di relax, se così possiamo dire, ma anche di sentirsi a casa. Imparare divertendosi, questo in sintesi l'obiettivo della giornata. In 10 anni abbiamo visto più di 170 specie di uccelli, 22 specie di mammiferi, 10 di rettili, 9 di anfibi, una decina di pesci. Riteniamo sia estremamente importante che le persone conoscano quello che hanno fuori l'uscio di casa. Una proposta che ha coinvolto tutte le fasce di età con approcci ed esperienze di varia natura. La nostra proposta didattica è ad ispirazione montessoriana e in modo particolare oggi proponiamo il materiale sullo studio della foglia che ci ha portato ad esplorare tutto il nostro ambiente. Quindi i ragazzi e i piccolissimi hanno la possibilità proprio di fare un'esperienza autentica e di incontrare la fattoria in tutti i suoi aspetti, quindi gli animali, le foglie e percorsi sensoriali per i più piccoli. Un'attività immersiva nelle fattorie che non ha tralasciato l'aspetto gastronomico. Dal punto di vista gastronomico faremo un'offerta street food, nel senso che abbiamo gli arrosticini, che è il nostro piatto principale, noi abbiamo un gregge di pecore al pascolo vagante, qui nella zona appunto di Cavarzere. Questi animali appunto ricaviamo la carne, i salumi, i formaggi. Cerchiamo di connettere quello che è appunto il discorso della didattica anche con l'educazione alimentare. Sempre altissima la soddisfazione dei partecipanti. Anche passare una giornata semplicemente diversa in campagna e comunque all'aperto con gli animali, avere molto contatto, perché i bambini al giorno d'oggi fanno molta fatica, soprattutto quelli che stanno in città o in paesi, avere contatto con la natura, ecco.